Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Musica Indipendente. Chi ci crederà? Ma chi ci crederà mai, signori, che siamo ancora in onda? Sì, nonostante tutto, chi ci ama, ma soprattutto chi ci odia. Siamo di nuovo qua, Radio Libertà, Sammy Varin. Certo, si passa alla musica indipendente, si passa agli artisti indipendenti, sempre roba buona che non trovate facilmente sulle altre reti, sugli altri canali, ma roba di alta qualità, roba particolare. Ciao, se siete stanchi della solita musica, qui sapete, vi trovate a vostro agio. Guarda un po' chi ti ho portato. Non ci crederete. Chi ci crederà è qua Tamara Ventura! Ciao a tutti ascoltatori di Radio Libertà, che bello essere tornata qua, Sammy. Prima di tutto complimenti per la Miss, vuoi Grazie. alzarti fare un giro, ci fai un autunno-inverno, no? La Miss di Tamara Ventura di quest'oggi, per festeggiare l'uscita della sua nuova canzone negli studi di Radio Libertà, che arrivi da, non mi ricordo mai da dove arrivi il tuo Rivolta d'Adda. Rivolta d'Adda, signori, storica città delle terme. Sono le famose terme di Rivolta d'Adda, no? Come che stai a dire? Ma certo, ma soprattutto siete in mezzo già alla nebbia o vi ha risparmiato? Abbastanza. È arrivata, perché è arrivata qui a Milano, immagino, Ecco. nella bassa, ragazzi. No, ce n'è tanta, ma proprio tanta. Quindi attenzione, sempre attenzione alla nebbia, meglio una nebbia dell'allagamento, delle alluvioni sicuramente. Di questi tempi siamo pronti davvero a tutto. Come stai, Tamara? Come Tutto alla stai? grande, ragazzi. Poi quando si torna qui a Radio Libertà, cosa vuoi dire? Che non va bene, va tutto bene. Un profumo di libertà, anche se oggi c'è un sottofondo di arance, secondo me. Hai mangiato le arance, Davide? Confessa, eh? Perché noi siamo Radio Libertà, ma Radio Libertà vigilata, e quindi un po' come essere in carcere, no? Dici, cosa ti hanno portato oggi le arance? Che cazzo dici, Sammy Varin? Mi sto facendo l'autocritica. Per fortuna Tamara Ventura ci ha portato fresca la nuova canzone, Chi ci crederà. Cosa ci hai messo dentro, chi ti ha aiutato. La Tamara Ventura, cominciate a cercarla sui social, non è che ha cominciato ieri a cantare, eh? Io ti ho conosciuto tardi, solo qualche anno fa, ma tu è da parecchi annetti che sei nell'agone musicale. Sì. Perché la tua è stata un'esigenza quasi fisica di trasmettere quello che avevi dentro, quello che hai provato, quello che hai passato nella tua vita, l'hai trasformato in musica, in una reazione bellissima che dovremmo avere un po' tutti quanti noi. Quando passiamo dei momentacci, cerchiamo di reagire facendo qualche cosa che ci piace o che ci fa sentire bene. È vero, Tamara? Assolutamente sì. Beh, io comunque canto dall'età di 14 anni, quindi insomma, ne ho 47, sono passati un bel po'. 47 e non sentirli e non vederli. Ah, beata te. Beh, non sentirli è una parola, perché la cervicale, le artriti, insomma, i reumatismi. Se vuoi mettiamo qua sul tavolo tutti i problemi, anche po'. Davide i suoi, no? Qui c'è anche un prete, abbiamo qua un prete, ci è venuto a trovare, cavolo ragazzi, salute, fa piacere anche, ci dà la benedizione di Natale. Quindi una vera e propria reazione hai avuto. Ma io credo che la musica possa essere uno strumento veramente utile per quando appunto ci sono dei momenti veramente non nella nostra vita, e per me è stato così, perché di momenti brutti ne ho passati tanti, ma non ci pensiamo. Pensiamo a questi progetti nuovi che stanno venendo fuori, grazie appunto alla mia casa discografica, la Mare Blue Music, che è favolosa, e quindi non posso chiedere niente di più. Vedete come si possono trasmettere anche influssi positivi quando trovi qualcuno che crede in te. Non è facile, ma anche nella musica indipendente si trova, si cerca e si trova. E allora cosa dici? Vogliamo lanciare questo pezzo nuovo che hai fatto, Chi ci crederà? Chi ci crederà è un pezzo che è uscito, diciamo, a tavolino, perché quando appunto un artista o famoso, anche come me, indipendente,
indipendente, cerca di trovare un argomento, un discorso per un nuovo inedito, ovviamente si mette a parlare con i produttori, gli autori, e così è venuta fuori Chi ci crederà, no? Mi hanno proposto questo testo, dice: ma perché non parliamo di amore, che purtroppo può capitare nelle coppie che finisca, no, un amore, però cosa possiamo tramutarlo? Fare capire che può finire un amore, ma può rimanere il bene tra due persone, no? Perché se poi sei anche persone civili, dici vabbè, l'amore finisce, però il bene continua. Persone civili, hai detto bene, perché troppo spesso le persone sono diventate incivili. Una persona non vuole più sentirsi dire no e si arrabbia, rifiuta il no, e invece esistono ancora, ce ne sono tante, sono la maggior parte, per fortuna, le persone civili. Esatto. E quindi la storia finisce, ma prosegue quell'affetto, quell'amicizia grande, e che in qualche modo lega i due personaggi, ed è bello che sia così, ed è bello che continui a essere così, nonostante le incombenze della vita che portano magari a stare su due zone diverse Esatto. del mondo. E allora senti, ce la sentiamo, Sì, sentiamo. con molto piacere. Signori, Chi ci crederà? La nuova canzone dell'indipendente Tamara Ventura. Distesa sul letto, la luna mi guarda e non risponde mai. Che cosa è cambiato? La sento nel cuore questa verità. Da quando mi hai lasciato è rimasto un vuoto dentro e non si colmerà. Passo le sere con i miei rimpianti e gioco a carte con i miei ricordi. L'inchiostro scrive sopra il mio diario e dentro me. Non dirlo a nessuno, chi ci crederà? Nel nostro passato cosa resta? La piango dagli occhi questa verità. La scrivo sul foglio la mia rabbia e mai avrai più i miei baci sulle labbra. Mai le dolci carezze sul tuo viso. Mai mi troverai accanto dentro al letto. Chi ci crederà? Da sola nel buio ripenso agli sbagli che non rifarei. Che cosa è cambiato? La scrivo sul foglio questa verità. Passo le sere con i miei rimpianti e gioco a carte con i miei ricordi. Mi fai impazzire ancora quel diario senza te. Non dirlo a nessuno, chi ci crederà? Nel nostro passato cosa resta? La piango dagli occhi questa verità. La scrivo sul foglio la mia rabbia e mai avrai più i miei baci sulle labbra. Mai le dolci carezze sul tuo viso. Mai mi troverai accanto dentro al letto. Chi ci crederà? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Questo grande amore non tornerà più. Mai avrai più i miei baci sulle labbra. Mai le dolci carezze sul tuo viso. Mai mi troverai accanto nel tuo letto. Chi ci crederà?
Dalla bassa, signori, sempre immersa nella nebbia, ma a quanto pare gli fa bene, Tamara Ventura! Wow, chi ci crederà? Chi ci crederà? Chi ci crederà, ragazzi? Ma qui si raccontano storie di vita, ricordiamolo, che poi sono le storie di tutti voi, quindi il bello degli artisti indipendenti che sanno trovare la voglia, il tempo per raccontare storie vere. Ci si ritrova, ci si racconta, lei con i tuoi produttori, con chi ti ha aiutato a fare questo pezzo. A proposito, devi fare qualche nome, Dimentichiamoci assolutamente. Facciamo i nomi sul microfono, Allora, vai, è vai. doveroso ringraziare chi ha scritto questo testo, che è Ilenia Fia. La ringrazio veramente perché è stata Grazie, Ilenia. bravissima. La musica è stata fatta da Alex Lavela e Nicola De Bona, che oltretutto sono anche i miei. Uno è un produttore discografico e l'altro è un produttore artistico. Gli arrangiamenti li ha fatti sempre Alex Lavela, nello studio Gold Music di Marsala insieme a Davide Arini. Aspetta che non ho capito bene, dov'è che è lo studio, dove si trova? Gold Marsala. Ma in che città? Marsala. Che è proprio qua in zona. Sì, se come non no. sbaglio. Cioè, fino a Marsala, ragazzi, ma è stupendo. Cioè, ti sei fatta un weekendino. No, beh, aspetta, sono andata a registrare a Como, sono andata a registrare da un bravissimo produttore che produce anche dei cantanti famosi ed è Antonio Aki Kindamo. Allora, capite come funziona la roba? Perché uno dice, ma è andata a Marsala, tu sei andata a registrare qui a Como, quindi a due passi, sempre in Lombardia, e poi il tutto è stato mixato, Bravo, mix e mastering eccetera. è stato fatto da Davide Arini. Capito? Fin giù, il bello di saper fare squadra per gli artisti indipendenti. E io qua mando un grande saluto e un grande grazie a chi segue e crede negli artisti indipendenti, quelli che certo non portano il business danaroso dei grandi cantanti, però trasmettono cose più vere, più genuine, e molto spesso io vedo i nostri ascoltatori ci seguono proprio perché mettiamo quello che non va sulle altre radio, perché altrimenti saremmo una radio uguale alle altre. Esatto. Diciamo le stesse cose, mettiamo anche la stessa musica, no, noi diciamo cose completamente diverse e mettiamo musica che non si trova sugli altri canali. Meglio di così, anche se la Tamara Ventura, con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Chi ci crederà, ragazzi, si prefigge di fare magari gli stessi numeri che hai fatto con la scorsa. Non c'è trucco né inganno. Siamo arrivati a delle belle visualizzazioni che, vi devo dire la verità, e ti devo dire la verità, nessuno si aspettava, diciamo, un successo così grande, perché abbiamo superato le 53.000 visualizzazioni. Cioè, ragazzi, non so se capite cosa vuol dire 53.553 visualizzazioni soltanto del pezzo su YouTube. E qui vogliamo capire un attimo qual è il tuo segreto, e lo dico per gli altri artisti indipendenti che mi stanno seguendo e che un po' di invidia magari ce l'hanno. Dice, ma come ha fatto Tamara Ventura a fare? Perché quando c'è il video, e già lì lo dico sempre, se fate il video sicuramente più visualizzazioni arrivano, ma tu in questo caso hai fatto un cocktail particolare. Sì, mi sono trasformata in vari personaggi che oltretutto ho inventato io e ho scritto personalmente io, quindi insomma sono passata dall'imbranata alla social manager e poi ho fatto la diva, insomma praticamente per far capire che il pezzo parlava appunto che tutti sui social vogliono apparire quello che non sono, ok? E invece bisognerebbe essere se stessi, perché tanto apparire quello che non si è non serve a niente. Qualcuno potrebbe dire, se non sommati non li vogliamo. Ma ci vuole un po' di pazzia, sai, sì. Anche per fare questo lavoro che faccio io, chi parla al microfono dalla mattina alla sera e ascolta,
c'è un qualcosa, un quid di pazzia, però una pazzia positiva, è un qualcosa che ti dà Certo. la voglia di vivere, di andare Sì. avanti, di stare con la gente, di ascoltare la gente e in questo caso, nel tuo caso, ciò che senti, di cui senti parlare, ciò che provi tu personalmente entra poi nelle tue canzoni, nel tuo pezzo e quindi ritroviamo uno spaccato della società civile rappresentata in una canzone. E questa è una Esatto. cosa bellissima e ribadisco e disco non sempre ciò avviene con gli artisti, quelli fighi, quelli importanti, che presentano un pezzo con fiocco e controfiocco fatto appositamente perché tu lo debba scaricare, comprare, Esatto. ascoltare magari 2 volte e poi cancellare, buttare via, perché è musica a perdere. Qui cerchiamo di fare qualcosa che duri un po' di più e in questo caso se un artista praticamente sconosciuta a livello nazionale ha avuto più di 50.000 visualizzazioni in pochi mesi della sua canzone Non c'è trucco né inganno, beh, Tamara Ventura hai fatto centro. Soprattutto i miei produttori, ma anche chi ha scritto il pezzo, perché in questo caso sempre una donna, forza alle donne, mi ha scritto il pezzo, Arianna Menghi, quindi ha avuto veramente una grandissima fantasia a parlare di social. Qui in questo caso si parla soprattutto di TikTok. Ma guarda un po', e capite, dicevo, uno spaccato di società civile, il bene e il male di questi social network. Abbiamo appena parlato della ragazzina che purtroppo è morta per cercare di sistemarsi il naso e la pubblicità l'aveva vista su TikTok. Quindi attenzione, 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 non basterà mai, certo, perché per noi genitori a volte parlare coi figli non è semplicissimo, però insistiamo perché possono diventare pericolosi questi social. Assolutamente sì, anch'io sono una mamma, ho 3 figli adolescenti e vi garantisco che fare il genitore, come diceva mia mamma una volta, è il mestiere più difficile in assoluto. E io aggiungo anche il mestiere dei nonni, che sono altrettanto importanti e che certo con la gioventù di oggi la fatica è doppia. Allora ce l'ascoltiamo, la canzone di Tamara Ventura, Non c'è trucco né inganno, campionessa di visualizzazioni su YouTube e chiaramente la prossima cosa che dovete fare è andare a cercare, vi diremo dove tra pochissimo, Tamara Ventura sui social. Signore e signori, non c'è trucco né inganno. Ma davvero noi non avevamo nessuna aspettativa, anzi quando, ti devo dire la verità, sono partiti i lavori per scrivere appunto Non c'è La trucco né mia inganno, anche la faccia mi stessa parla, autrice Arianna mi guarda, io te la trasculca scrivo in milioni canzoni, di parliamo dei nocca, social, ma io qui però resto non abbiamo bella. fatto niente, H boia, cioè La ti mia dico vita già è il un giorno dopo pianeta eravamo già sempre finite, tre, ma ora non scendo a patti. questa roba, cioè Se questo regno gli altri sa pezzi di solo visualizzazione correre in mezzo a schiaffi e dolcetti, io metto chiodi con tutti i miei, perché io sono fatta così. Non c'è trucco né inganno, scendo dai tacchi e poi vanno i miei occhi loco quando mi guardi e la mia testa fa come una onda. Non c'è trucco né inganno, il mio vestito svolazza su TikTok. Sei figosa dal vivo, ma aspetto ancora la tua pelle nella mia. Qui apro la mia finestra, sulla strada dei giorni vedo un ring, la lotta non mi spaventa. Se c'è bisogno mi fermo ad uno stop, oppure lancio i miei piatti. Gli spettatori non voglio averne più, il trattamento soddisfa. Da brava boomer mi vedo sempre online, perché io sono fatta così. Non c'è trucco né inganno, scendo dai tacchi e poi
Ma io faccio beatbox perché vedo le fiamme più po'. Non c'è trucco né inganno, scendo dai tacchi e poi ballo il mio hip hop. Ti loco quando mi guardi e la mia testa fa come nulla ho. Non c'è trucco né inganno, scendo dai tacchi e poi ballo il mio hip hop. Ti loco quando mi guardi e la mia testa fa come nulla ho. E non c'è trucco né inganno, il mio vestito corazza su TikTok. Sei figoso dal vivo, l'aspetto ancora la tua pelle nella mia. Allora, decidete voi, eh? E sì, potrebbe essere un video anche un po' kitsch, se volete, ma questa cosa è piaciuta tantissimo sul web e Tamara Ventura è diventata campionessa di visualizzazioni su YouTube con questa canzone Non c'è trucco né inganno. È vero, non c'è trucco né inganno, la Tamara Ventura è così, piace così, sei sempre più seguita anche sui tuoi profili. Ricordiamo dove ti possiamo trovare. Allora, vabbè, su Facebook sono sempre Tamara Ventura, è il mio profilo privato, e poi c'è anche la pagina ufficiale Tamara Ventura, che vorrei precisare, gente, la gestisco personalmente io, ok? Non ho moderatori, non ho nessuno, la gestisco personalmente È lei io. che si automodera e vi modera a voi, perché c'è sempre bisogno di E moderare, ogni tanto si no? banna, qualcuno, ogni tanto si Minimo, ma banna. anche io, che cavolo, normale. Poi sono su Instagram, anche lì sono Tamar Ventura 2406 1977, che è la mia data di nascita, E e poi sono vai. su TikTok, sono Stellina, cercate la Stellina 77. Te capì, signori? E questa è la voglia di fare musica anche dalla bassa Lombardia. C'è la news, che cosa bolle in pentola, e già qualcosa che bolle in pentola c'è. Certo che sì, non sono le lenticchie col cotechino, visto che siamo poi vicino a Natale, Yum. ma c'è una bella chicca che voglio dare ai miei follower, a tutte le persone che stanno ascoltando. Preparatevi, rullo di tamburi. Papparabà, papparabà. Sto preparando il mio primo album. E qualcuno ci ha detto sì, l'album delle figurine? Punto di domanda. Attenzione, Assolutamente ma la no. battuta ci sta, perché la Tamara Ventura, dico un segreto, che però io ho la pagina personale autografata da te, e hai fatto in passato anche un calendario. Assolutamente sì. Ragazzi, capite? Io ho il calendario del mese di luglio, io sono nato in luglio, autografato dalla Tamara Ventura. Che onore. La pazzia? Capisci la pazzia? Tu dici, Sammy Varin mica invita gente così a caso. No, c'è gente che ha voglia di vivere e che trasmette la sua voglia di vivere nel modo più particolare, nel modo più diverso. E questa è... Io ho scritto anche un libro, vedi? Il libro e sto me l'ero scrivendo il mio perso. romanzo. Tra tutti questi impegni, parliamone. Ma ti parli della tua vita? Allora, l'autobiografia assolutamente sì, che è uscita su Amazon 2 anni fa, e si intitola il libro La forza di una piccola donna, sono io. Che in effetti non è alta 1,80, 1,50, ma no ci sta problem. benissimo. Cioè, capite? Ha fatto pure il libro. E sto scrivendo un romanzo. E sta scrivendo il romanzo. Penso che basti, no? C'hai tempo di far io da vorrei mangiare anche... per i tuoi figli, no? Certo che sì, sono molto no. organizzata. Allora va bene, non fanno la fame, assolutamente sì. Tamara, posso soltanto farti i complimenti, Grazie. ringraziarti, perché Grazie a voi. è stupendo, Grazie a voi. è stupendo averti qua con tanta positività. Signori, ti ritroviamo, tanto sono certo, il tempo di qualche mese al massimo, e torna con un album, non di figurine ma musicale. Sì, si sta lavorando.
Grazie Tamara, buona musica. Ehi tu, Ciao. non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ma c'è un altro problema dopo l'elezione di Donald Trump. Risolveremo la questione meridionale dopo l'unità d'Italia? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Noi americani abbiamo risolto per tempo la questione della integrazione degli stati meridionali americani, la famosa cintura del cotone, the cotton belt. L'abbiamo risolto con il blues, l'Alabama, il Mississippi. Basti pensare che nella stessa Georgia il numero di elettori di colore che ha votato per Donald Trump è praticamente raddoppiato. Non sono più i tempi in cui negli stadi di baseball si sentiva gridare "Uè negun, vaccia pal cutun". Per quello che riguarda poi l'integrazione italiana, la questione meridionale posta da Gramsci, come sempre a noi americani non ce ne può fregare una emerita ceppa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ciao cari ascoltatori di Radio Libertà, io sono Caroline Pagani e per me è un grande piacere e un onore presentarvi la canzone di mio fratello Herbert Pagani, Albergo a Ore, nella sua versione con la mia interpretazione, che si avvale dell'accompagnamento per pianoforte di Danilo Rea. Di questa canzone, che ai tempi in cui la cantava mio fratello veniva censurata dalla RAI, sono state fatte molte interpretazioni e tanti arrangiamenti diversi. L'hanno cantata Milva, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Antonella Ruggero, Marcella Bella, Patrizia Laquidara, anche D'Argen D'Amico, Alessandro Haber e altri ancora. Trovo però che l'arrangiamento, questo accompagnamento di Danilo Rea, sia davvero il più bell'accompagnamento che sia mai stato fatto. Perché dà forza alla parola poetica, che già di per sé nell'adattamento di mio fratello, la scelta di quelle parole fa visualizzare una specie di un film in bianco e nero, un film neorealista, in cui vediamo la scena di questi due amanti che vanno in questo albergo a ore e che purtroppo finiranno come finiranno, visti attraverso gli occhi della cameriera interpretata da me. Quindi buon ascolto e buon albergo a ore.
Se siete indipendenti avete scelto giusto, anche un po' di autonomia, non ci sta male, di questi tempi la dobbiamo portare avanti a tutti i costi. La musica indipendente di Sammy Varin, la musica indipendente di Radio Libertà, ogni venerdì dalle 12 alle 13, questa è la nuova catalogazione oraria, e ancora la sera del sabato dalle 20:45 in poi, solo artisti speciali particolari, fuori dalle logiche consumistiche. E in questo caso, ragazzi, particolari tanto. Abbiamo sentito Caroline Pagani che ci ha mandato un dolcissimo saluto con la sua versione di Albergo Adore. Caroline è la sorella del famosissimo Herbert Pagani. Sta per uscire con un album proprio in ricordo del fratello, certamente da seguire sui social perché è una poliedrica artista che merita la vostra attenzione. Le 12:38, grazie anche a chi ci sta scrivendo i complimenti al nostro numero WhatsApp. Ricordate, il bello di avere una radio e degli ascoltatori come voi è che in tempo reale potete entrare in onda dicendoci quello che pensate. Basta inviare un WhatsApp al 340 6709 659. 340 6709 659. E a proposito di artisti particolari che non vi aspettate, che cantano in modo particolare o che magari fanno una vita particolare, siamo passati da Tamara Ventura nella bassa milanese, quasi ai confini con l'Emilia Romagna. Andiamo adesso a Genova. E già, abbiamo con noi dalla Scuola Media Foce di Genova, vediamo se ho detto giusto, Odisio. Ciao! Ciao Sammy, grazie per lo... Grazie. Ehi là, piacere di trovarti. Allora, prima di tutto vediamo se azzecco. Odisio alla fine è il tuo cognome? Esatto, però mi chiamo Ombretta. Ombretta Odisio, signori, segnate giù, ma sui social e su YouTube con la sua canzone, anzi le sue canzoni perché ne ha fatta più di una, semplicemente Odisio. È vero che siamo collegati con la scuola media Foce di Genova, o comunque tu lavori lì perché sì, esatto. Sei diventata famosa, oltre che per le tue canzoni assolutamente particolari, per il modo di cantare e per il video, anche per il lavoro che fai, perché penso che non ce ne siano tanti di artisti che fanno il tuo mestiere, Odisio? Sì, faccio la collaboratrice scolastica. Signori, collaboratrice scolastica, quella che fa un po' di ordine nelle classi, la fantastica bidella che tutti voi avete sognato di avere, una bidella rock, una bidella che suona la chitarra, che canta. E qui io inizio a essere curioso, perdonami Odisio, ma devo saperlo. Ma i tuoi alunni sanno che fai anche questo, che non è un mestiere ma è una passione, è un qualche cosa come Superman che la mattina era tutto serio con le occhialini eccetera, ma a un certo punto frush, volava via col mantello. Lo sanno i tuoi ragazzi? Sì, e sono molto entusiasti. Dai. E mi seguono molto volentieri. Allora, quindi... E la cantano anche. Cantano anche. Allora, la scuola media Foce di Genova, quindi parli con ragazzi che hanno dagli 11-12 fino ai 14 anni praticamente. Esatto, esattamente, sì. Fantastico. I miei fans numero uno. Ma è fantastico, tutto questo è fantastico, signori. Un artista bidella che trasmette emozioni fortissime nelle sue canzoni, e stiamo per trasmettervi la nuova canzone che si chiama Le cose che volevi, una produzione, e qui dobbiamo fare un grande saluto di uno storico musicista e batterista di Sandro Giacobbe, oggi scopritore di talenti, è diventato un vero e proprio pigmalione di molti artisti ascoltati nei locali di karaoke. Tutto comincia lì. Sandro Giacobbe, lui è storico, lo ha seguito per decenni, e il batterista si chiama Gino Borrelli, è minimo.
Senti, come vi siete incrociati con Gino? Mi sono in un locale dove faceva karaoke, ma ho fatto provare, da lì non mi sono più fermata. E grazie a lui che abbiamo questo successo. Cioè, capisci, il Gino Borrelli la sera e non sta a casa a guardare la televisione, che noia, che anche meglio, tutta salute. Prende, gira nei locali genovesi dove si fa ancora il karaoke, che un tempo era sparito, no? Adesso è ritornato negli ultimi anni, vedi che vendono anche la macchinetta, l'amplificatore, eccetera. C'è ancora voglia di cantare, c'è ancora voglia di divertirsi e Gino Borrelli, quando ha ascoltato Ombretta Audisio, è rimasto lì, ha detto questa è da produrre e alla fine avete inventato un pezzo, una canzone che è diventata anche bella potente, perché le visualizzazioni vanno bene. Sarà che c'hai tutta la scuola media che ti applaude, però fila forte questo pezzo. E allora senti, direi che a questo punto sono curioso di farlo sentire. Stanno arrivando WhatsApp anche che adesso dicono faccelo sentì, faccelo vedere. Assolutamente sì, perché su YouTube c'è proprio la canzone, ma c'è anche il video della canzone di Audisio, la fantastica Vidella genovese. Il pezzo si intitola Le cose che volevi. Tra poco ce lo commenti, ce lo racconti, ma adesso non resisto più, lo faccio vedere e ascoltare. Attenzione, roba buona, inedita, sfioriamo l'ambiente kitsch, lo diciamo assolutamente anche in questo caso, ragazzi, ma ci vuole, perché noi cerchiamo cose diverse da farvi ascoltare. Anche in questo caso chi ci guarda sul monitor, sul canale 252, si può anche vedere. Audisio, Le cose che volevi. Sono qui che sto guardando il mio telefono, faccio un numero a memoria e poi di colpo metto giù. No, non si può, non è possibile cercarti così tanto senza volerti amare più. E scappo via e di colpo mi ritrovo a casa tua. Guardo dentro le finestre anche se so che non ci sei. Ma perché mai si riesce a vivere dondolando un po' più in alto e non appoggiarsi più? E le cose che io sento dentro da dividere con te le rimetto posto in fondo al cuore, non posso perderle. E le cose che volevi ora senza averti qui con me non le faccio solo per amore, ma perché amo te. Ci sei, vedo il tuo viso proprio in fondo a via. Guardo dentro l'orologio e poi di corsa scappo via. No, non si può, non è possibile amare tanto il mare e non stuffarsi dentro più. E le cose che io sento dentro da dividere con te le rimetto a posto in fondo al cuore, non posso perderle.
non le faccio solo per amore, non le faccio solo per amore, non le faccio solo per amore, ma perché amo te, perché amo te. Capite? C'è la scuola media di Genova che sta ballando perché questa è la sua bidella, la bidella di tante classi che l'hanno conosciuta come lavoratrice, poi hanno scoperto che era anche una rocchettara. Scuola media Foce di Genova, Odisio, le cose che volevi, una produzione di Gino Borrelli che salutiamo e ringraziamo. Ombretta, che cosa hai provato a cantare questo pezzo? Che cosa avete voluto trasmettere con questa canzone? Volevamo trasmettere tante emozioni di quello che sentivo. E alla fine il Gino Borrelli ha impacchettato tutto in una canzone. Esatto, grazie a lui l'abbiamo un po' sentita nostra, ecco. Capite? E poi alla fine i ragazzi della scuola di Genova se l'ascoltano e probabilmente ogni volta che entri in classe ci sarà qualcuno che te la canticchia. Questa è una cosa. Succede spesso, molto spesso succede. È fantastico, vedi, hai questa originalità che sono sicuro non c'ha nessuno, per cui ti devi portare assolutamente dietro questa cosa particolarissima e divertente, perché comunque la musica è un passatempo, in questo caso è il tuo passatempo, oltre al karaoke che hai fatto nei locali genovesi e che secondo me vai avanti a fare, zitta. Sì. Ho un buon maestro, Gino mi dà sempre. E qui naturalmente salutiamo tutti coloro che hanno ancora voglia di divertirsi, senza pensare di diventare delle star o degli artisti importanti, semplicemente cantare per divertimento, dicendo mi devo sfogare. E uno dei modi per sfogarsi è proprio quello, cantare karaoke con tanta gente che ti segue mentre sta mangiando o magari il locale vuoto e canti lo stesso, cosa te ne frega. Odisio, siamo ai saluti, chi vuoi salutare, chi vuoi ringraziare? Prima di tutto ringrazio te per avermi dato questa possibilità di poter far ascoltare al grande pubblico di Radio Libertà la mia canzone, Le cose che volevi. Prima di tutto te. Poi ringrazio Gino per la pazienza che ha per seguirmi e saluto tutti i docenti, dirigenti, tutto il personale dove do lavoro, che sicuramente staranno ascoltando. Bellissimo signori, allora anch'io saluto tutti coloro che a scuola hanno anche questa positività ogni tanto di fare un sorriso con chi lavora insieme a voi. Ombretta Odisio, la fantastica bidella della scuola media Foce di Genova, la canzone Le cose che volevi. E Ombretta chiaramente non finisce qui, prossimo giro, prossima canzone, ci ritroviamo, ok? Sicuramente, grazie Sammy, grazie mille. Grazie. E alla prossima e grazie a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Grazie. Odisio signori, e ripeto la frase di prima, se non sono matti non li vogliamo. Assolutamente sì signori, sto per andarmene, ne avete abbastanza di Sammy Varin? Penso di sì. Anche il Davide comincia a dire, ma quasi se me ne andrei. No, non me ne vado via, no, assolutamente, sono ancora lì, assolutamente. Allora, sai che facciamo? Salutiamo i nostri radioascoltatori rimandando un pezzo che ha avuto già successo. L'ho mandato per la prima volta questa mattina perché è uscito proprio quest'oggi, ma ha ricevuto un fracco di complimenti. Io sono contentissimo anche perché è un'altra artista indipendente, un'altra caratura sicuramente. Questa è la figlia di Marco Ferradini, storico artista italiano, quello di Teorema, quello di Lupo Solitario DJ, Schiavo senza catene, ma ne ha fatte così tante, ragazzi. Il problema è che le nuove generazioni non lo conoscono. Lei si chiama Marta Charlotte Ferradini e proprio quest'oggi è uscita con la canzone Rane nella pancia, e con questo pezzo Sammy Varin vi saluta, ci ritroviamo la prossima settimana. Marta Ferradini. Ciao a tutti gli ascoltatori della rassegna stampa di Radio Libertà, io sono Marta Ferradini
e il mio nuovo singolo si intitola Rane nella pancia. Per la prima volta parlo d'amore, ma senza prendermi troppo sul serio, come suggerisce il titolo. Queste rane nella pancia, infatti, sono un po' il ricordo rumoroso e anche ingombrante di questo amore impossibile che è finito, però mi perseguita col suo ricordo e, come canto nella canzone, sono pugni presi in faccia per le vie di Milano. Spero che vi piaccia, seguitemi sui social e vi aspetto sotto il palco per cantarla insieme a me. Ciao a tutti e buona musica italiana. Avete ascoltato Musica Indipendente,